C'è molta gente sugli spalti, ma c'è anche molta gente dietro, Esci con noi va dopo. bene, ok. C'è un po' di casino. Insomma, sono fra il popolo, giusto, e naturalmente assieme ai clown. Logico. Siamo pronti. Ma sì. Fa prima. Ma dimmi che cosa che devo fare? Poco che altro, quest'altro, tutto. Ah. Dopo quando che io sono io che parlo, se tu ti siedi, perché mi Tutti in silenzio? Sì. Anche a me? Sì. Va bene. È bello. Dietro le quinte è più bello, Ed eccomi dentro allo spettacolo, o meglio, dentro al mercato cittadino, dove tra clown e bancarelle si viene a sapere della grande sfida indetta dal capitano. Alla sfida a scacchi vengono invitati tutti i nobili dei paesi amici. La data del 1454 è anche una data storica importante. Corrisponde alla caduta dell'impero romano d'Oriente dopo la presa di Costantinopoli da parte dei turchi. È il culmine del Rinascimento italiano ed è l'inizio dell'era moderna che porterà alla scoperta dell'America. Questi nobili, duchi e principi vivono negli intrighi e nelle ricchezze commerciali di un momento fortunato per loro e si dilettano nell'antica e nobile arte degli scacchi. Ci sfilano davanti gli impiegati, gli artigiani, le signore, i signori, i bambini di Marostica, interpretando i loro nobili avi. Stanno arrivando le ambascerie. Sono venuti da tutta Italia, da Venezia, da Padova, da tutti i posti, da Ferrara. E sono tutti i nobili di quel periodo, 1454. Uno spettacolo unico che potrebbe far uscire di testa qualunque americano amante della storia. Arrivano gli sbandieratori fiorentini, gemellati con quelli di Marostica. Arrivano i cavalieri e arrivano gli scacchi, i protagonisti. La regina bianca e quella nera, coi loro paggetti. Le torri. Le pedine, i due re, i due nobili contendenti sono già in posizione per iniziare la sfida, che è un gioco, ma è anche molto serio. Le abili mosse degli scacchi vengono eseguite direttamente sulla scacchiera che è la piazza. E il pubblico può ammirare l'abilità del gioco. E alla fine è il momento clou. Scacco! I neri! La regina nera ce l'ha fatta! Resta da capire se questo che ha vinto è il preferito della ragazza che doveva sposare. Spero di sì! E con l'incendio del castello si conclude la partita a scacchi di Marostica. Anche quest'anno la partita a scacchi si è tenuta. E i protagonisti ritornano comuni mortali di questa epoca e rientrano a palazzo. E come si sa, l'ultimo chiude la porta.